Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera a tutti e benvenuti a Trieste in diretta. Allora vi presento subito le nostre prime due ospiti con le quali parleremo di un argomento molto interessante che riguarda la lettura e la diffusione dell'amore della lettura soprattutto tra i più giovani. Allora vi presento subito Antonella Farina di Leggiamo 018, il progetto regionale legato a Nati per Leggere. Buonasera e benvenuta. Buonasera e bentornata ai telespettatori e alle telespettatrici. Giovanna Caputo del WWF dell'area marina protetta di Miramare, buonasera anche a lei. Buonasera. Ben arrivata, perché sono qui entrambe di due enti diversi, perché parliamo proprio, l'argomento della trasmissione è proprio questo, la sinergia che si è creata in particolare quest'anno, era già iniziata magari forse negli anni scorsi, però quest'anno si è consolidata tra il progetto regionale di promozione della lettura, proprio Leggiamo 018, il museo storico e il parco del castello di Miramare che rientra a pieno titolo proprio in tutto questo progetto, e l'area marina protetta di Miramare che da quest'anno è nuovo presidio di Nati per Leggere, quindi questo è il motivo insomma per cui siete entrambe qui quest'oggi in studio. Allora cominciamo subito con Antonella Farina per spiegare, per raccontare un pochino ai nostri telespettatori a che cosa mira questo progetto di amore per la lettura, insomma di diffusione dell'amore per la lettura tra i più giovani. 018. Allora, Leggiamo 018 è un progetto pilota a livello italiano, perché il nostro programma Nati per Leggere è un programma che ha ormai quasi 25 anni, il prossimo anno faremo le nozze d'argento con gli italiani, ma Leggiamo 018 non si ferma ai 6 anni, che è il nostro target di età, appunto da 0 a 6 anni, ma va avanti, prosegue con due progetti, Crescere Leggendo dai 7 ai 12 e Youngster dai 13 ai 18, che sono coordinati da Damatra, che è uno dei partner del progetto regionale Leggiamo 018, che è diciamo portato avanti per quanto riguarda Nati per Leggere dal Centro per la Salute del Bambino e poi abbiamo altri partner sul territorio, come appunto Miramare in tutto il suo complesso. Progetto con tanti attori, no? Diversi. Sì, certo. Sì, dicevo che è un unicum in Italia proprio perché è un progetto coordinato su tutte le fasce d'età fino ad arrivare appunto agli adolescenti, fino all'età adulta. Nati per Leggere, appunto, lo conosciamo, si occupa dell'età prelettura, no? Prescuola, quindi sì. Per così iniziare, no? Un buon percorso che poi accompagnerà durante la vita, mentre accompagnate proprio i giovani anche a una consapevolezza insomma di quella che è la lettura, con della lettura. Tanti tipi di promozione, da promozioni a livello scolastico, momenti di lettura gratuita a scuola, cioè senza essere legata a compiti. Infatti, di alcun può essere tipo. una barriera a volte, Certo, oppure anche con gli adolescenti dei momenti di promozione peer-to-peer, giovani lettori appassionati che portano questa passione ai loro amici e ai loro compagni. Quindi diciamo andiamo da promuovere con le famiglie, con i genitori, con le mamme e i papà in attesa e via avanti fino ai 6 anni, e poi passiamo il testimone a chi continua dopo di noi. Quindi i nostri bambini non vengono lasciati soli, quando crescono trovano qualcuno che può accompagnarli nel mondo della lettura. Vengono insomma ancora accompagnati
accompagnati ancora più avanti e anche dall'area marina protetta di Miramare, no? Del WWF, perché da quest'anno, appunto lo dicevamo, è nuovo presidio di Nati per Leggere. Esatto, per noi quest'anno è un traguardo, rappresenta in realtà un percorso iniziato da quando l'area marina come parco marino è nato, quindi quest'anno a fine maggio abbiamo festeggiato i 50 anni del Parco Marino di Miramare, dove diciamo i 3 grandi filoni che ci hanno sempre visto protagonisti sono la conservazione e la tutela dell'ambiente marino, la ricerca scientifica, ma sicuramente la divulgazione, e quindi la comunicazione, l'educazione ambientale, lo stare vicino comunque alla popolazione per spiegare qual è il nostro impegno, quali sono i risultati ottenuti dall'impegno di volontari, ma anche da professionisti, da universitari, da biologi, da naturalisti, e cercare appunto di emozionare soprattutto le famiglie e i concittadini in modo tale che siano veramente loro stessi orgogliosi e promotori della conservazione della biodiversità. Per cui lo facciamo con le scuole soprattutto, quindi con attività didattiche, educative rivolte al mondo dell'infanzia fino a percorsi universitari, e da sempre abbiamo puntato soprattutto sui bambini e quindi su come emozionarli trasferendo delle conoscenze ma in modo mirato, e quindi la lettura, i libri, gli albi illustrati sono per noi un volano importantissimo per poter attirare attraverso la narrazione e il racconto questi bambini alla scoperta di quella che è la natura fuori casa, e quindi attraverso la lettura, che magari spesso viene fatta in contesti all'interno di edifici, noi in realtà li portiamo all'esterno e quindi stimoliamo in loro la voglia di conoscere i protagonisti di questi racconti. Da noi ovviamente sono per lo più a tema marino, e lo possono fare perché poi abbiamo vicino la nostra spiaggia protetta, vicino proprio al biodiversitario marino, esatto, e quindi attraverso questa esplorazione insieme ai loro genitori, ai nonni o comunque agli adulti che li accompagnano nel loro percorso educativo, facciamo questa esplorazione guidata attraverso il nostro staff educativo, e questo permette loro di emozionarli, cioè di provare in prima persona la meraviglia, perché ovviamente il contatto con la bellezza che può trasformare loro nei primi custodi della natura che stanno esplorando attraverso il nostro racconto, e magari le loro narrazioni nel momento in cui andranno a casa e racconteranno a chi non era presente a fare quell'esperienza che cosa ha visto, che cosa ha provato. Quindi una catena, no? Esatto. Poi, che una catena di buone pratiche, possiamo dire così. Quello che colpisce di tutto questo progetto, appunto, che va avanti da un po' di tempo e migliora di anno in anno, è proprio il rapporto tra la lettura e la bellezza dell'ambiente naturale, no? E quindi anche queste letture all'interno del parco, le letture nella spiaggetta, oppure dedicate magari al mare, al mondo marino, è un legame molto, molto stretto questo tra lettura e natura. Esatto, è importante il fatto che le persone possano alla fine raggiungere dei luoghi che spesso sono irraggiungibili, nel senso che sono aperti solamente per eventi speciali. In questo modo noi accogliamo le persone a scoprirli con un occhio particolare, che è quello appunto che li ama, che li protegge, che li vive nel quotidiano. E poi un'altra cosa molto importante è il rapporto con le famiglie, no? Cioè non si prendono soltanto i bambini, ma si coinvolge l'intera famiglia in tutto questo. Certo, perché la nostra, soprattutto io parlo dal mio punto di vista dello 06, la nostra promozione passa attraverso la famiglia, sono proprio i bambini ad essere i nostri migliori testimonial, perché magari anche il genitore che non pensa che così piccolo un bambino possa essere attratto dal libro, nel momento in cui si rende conto e vede proprio il rapporto del bambino con il libro, poi viene stimolato a continuare a casa questa buona pratica, perché questo poi è lo scopo. Infatti, questo anche lo scopo. Quindi questi incontri, no, che sono già iniziati a inizio anno, poi vanno avanti un po' per tutto il corso dei 12 mesi, farete qualcosa anche in estate, se non ricordo male. Allora, quest'anno noi abbiamo proprio un programma annuale con il biodiversitario marino dell'area marina protetta di Miramare, e ci troviamo una volta al mese. Adesso il prossimo appuntamento è domenica e quindi io invito, perché
c'è ancora qualche posto disponibile. Ecco, quindi, perché ricordiamo bisogna prenotare, no? Bisogna prenotare perché lo spazio è limitato e quindi c'è bisogno di una prenotazione scrivendo all'area marina protetta di Miramare. Sì, dicevo, noi quest'anno abbiamo inaugurato proprio un calendario e abbiamo inaugurato un presidio, però la nostra collaborazione era già in piedi da diversi anni. Avevamo fatto d'inverno in novembre per un vostro anniversario, un bellissimo pomeriggio freddissimo ma molto bello, in cui avevamo girato il parco con letture per diverse età e anche sulla spiaggetta, con letture proprio sulla spiaggetta dell'area marina. E quindi diciamo questo nostro rapporto, che era saltuario, molto bello ma saltuario, quest'anno invece è diventato qualcosa di veramente di strutturato, per cui abbiamo un incontro al mese e poi quest'anno abbiamo anche inaugurato un'altra collaborazione come Nati per Leggere attraverso uno dei nostri progetti, uno dei progetti del Centro per la Salute del Bambino, che è il Villaggio per Crescere, che organizza degli appuntamenti proprio per i piccolissimi nelle sale del castello, con la collaborazione appunto del Museo del Castello e del parco. E quindi diciamo tutta questa e andiamo veramente, come diceva lei prima, andiamo a portare i bambini nella bellezza, a fargli conoscere la bellezza, a portarli in luoghi dove non sono mai stati, ma forse addirittura neanche i loro genitori sono mai stati. È vero, perché a volte può succedere, certo. Magari la bellezza a portata di mano, però non la si sfrutta appieno. E comunque magari non si vedono certi luoghi, perché come diceva prima Giovanna, noi siamo andati anche nella spiaggia Ducale, che è chiusa al pubblico, e abbiamo fatto, come si vede nelle immagini, belle immagini. Ecco, proprio queste sono le immagini della spiaggia Ducale, del bagno Ducale, che noi abbiamo l'altro anno riempito di storie per bambini piccolissimi e anche per bambini più grandi. Avevamo anche Crescere Leggendo con noi, che aveva fatto delle letture per la fascia più alta. Ecco, i bambini e i ragazzi che vediamo appunto qui in queste immagini molto attenti e coinvolti, sono particolarmente interessati ai temi riguardanti la natura e il mare, da quella che è la vostra esperienza? Sicuramente quando vengono da noi in realtà c'è già magari una sensibilità che viene trasmessa anche grazie alla famiglia, oppure per fortuna, essendo comunque l'educazione ambientale parte integrante dei progetti scolastici, qualche attività magari che viene iniziata a scuola poi viene proseguita grazie al coinvolgimento che fa il bambino direttamente dei propri familiari, per cui porta fuori mamme, papà, nonni, zii, proprio alla scoperta di quello che magari ha appena letto o scoperto anche a scuola, per cui quando arrivano da noi arrivano molto curiosi, con tantissime domande e con tantissima voglia di fare, per cui ci pongono delle domande ma anche ci chiedono come poter eventualmente tornare, come poter dare una mano. A seconda ovviamente poi della fascia d'età noi li possiamo indirizzare ad altri appuntamenti, perché come si diceva prima abbiamo un incontro ogni ultima domenica del mese alla mattina con Nati per Leggere, e quindi con la fascia 3-6 anni. Poi abbiamo la fascia dei più piccoli con un Villaggio per Crescere, proprio a fine giugno ma anche a luglio avremo 2 incontri dove leggeremo dei libri con tematiche, racconteremo delle storie con tematiche naturalistiche proprio nella spiaggia, quindi anche qua verso il pomeriggio al tramonto, in un luogo particolarmente significativo dove appunto vengono fatte tutte le attività di sensibilizzazione anche della nostra area marina, per cui arrivano e loro si arricchiscono perché portano a casa comunque l'esperienza condotta da delle persone che si sono formate, che hanno quindi una grande preparazione nei campi delle tematiche che vengono appunto espresse, ma loro stessi ci arricchiscono
arricchiscono perché c'è una condivisione di emozioni, di sensazioni, per cui torniamo a casa tutti molto cambiati da queste esperienze, e ce lo dicono anche tutte le persone che trascorrono del tempo con loro proprio in queste attività educative. Che vi portate proprio davvero a casa, poi magari anche per creare delle nuove proposte, Sì. no? Dei nuovi progetti per gli anni successivi. A proposito di formazione, c'è anche da quest'anno l'Accademia Nati per Leggere, giusto? Che riguarda Sì. proprio la formazione. Anche questo è proprio una grande novità a livello italiano, perché si è conclusa pochi giorni fa 1 o 2 giorni di alta formazione per gli operatori e i volontari di Nati per Leggere. Quindi proprio è stata un'occasione veramente preziosa. Ho portato la locandina per far vedere un po' come eravamo anche dislocati, perché questa accademia è stata fatta proprio grazie a questa bella collaborazione, io dico di Miramare, perché è tutto Miramare, è tutto Miramare, no? È Miramare, sì. Parco, Castello, Miramare Riserva. Ci siamo proprio, abbiamo fatto veramente una full immersion, come si dice, di tematiche molto, molto importanti, perché il nostro, anche per i volontari, c'erano molti volontari, oltre ai pediatri, oltre agli educatori, agli insegnanti di scuola dell'infanzia, ai bibliotecari, cioè tutto il mondo, diciamo, che ruota intorno all'infanzia, ed è un mondo fatto sia di personale sanitario, sia di personale educativo, certo, e di bibliotecari, personale culturale, diciamo. Ma c'è anche una forte componente di volontariato, senza il quale noi veramente non saremmo mai arrivati ai 25 anni che ormai sono alle porte, perché veramente i volontari sono quelli che sul campo proprio riescono a portare il nostro messaggio un po' dappertutto, e appunto è stata una bellissima occasione di incontro, di riflessione su temi importanti come la figura paterna fin dai primi mesi di vita, oppure gli stereotipi che attraverso dei buoni libri, dei buoni albi per l'infanzia possono essere rotti a favore di una cultura molto più aperta, molto più che riconosce i vari ruoli e non li incasella. E poi abbiamo avuto anche la possibilità di approfondire il tema di Mamma Lingua grazie alla presenza sia di Roberta Garlati che di Giovanna Malgaroli, che ci hanno portato attraverso i libri quelli che ci aiutano a valorizzare la lingua madre e il multilinguismo, e quelli che ci aiutano a continuare la nostra operazione di promozione della lettura, perché solo con buoni libri si promuove veramente la lettura, perché ahimè la produzione editoriale è vastissima, tutto, ma non sempre alla quantità corrisponde la qualità. La qualità, quindi è anche un indirizzo proprio in questo senso, a una lettura comunque di qualità e non magari legata alla moda del momento. Esatto, proprio così. Alla grande produzione, è vero, lo ricordava prima, che riguarda in particolare poi le fasce d'età più giovani, no? C'è anche questo fenomeno. Quindi l'Accademia, insomma, una buona esperienza che ripeterete? Ma io spero di sì, perché è stata veramente 1 o 2 giorni anche faticosa, nel senso che chiaramente quando si sta tante ore insieme a riflettere su tematiche importanti, alla fine si esce stanchi, ma con una grandissima soddisfazione, un arricchimento, e anche dallo scambio, dal conoscere perché era anche un'occasione di stare insieme tra professionalità diverse, e anche questa è una ricchezza dell'Accademia. È vero, quindi era poi un esperimento primo in Italia,
Italia, ricordiamolo, insomma, vantiamoci un po' qualche volta, no? Certo. È bene ricordarlo. Per quanto riguarda invece l'area marina protetta di Miramare, abbiamo detto appunto presidio da quest'anno, no? Esatto. Proprio di Nati per Leggere. È un nuovo presidio e ci preme appunto ricordare che all'interno di quello che è il nostro centro di interpretazione, appunto, che è il bioma, proprio l'ultimo piano, in una sala particolare che abbiamo dedicato ad accogliere i bambini, si chiama la Tana del Polpo, abbiamo una biblioteca molto fornita, perché abbiamo, anche grazie proprio alla collaborazione con Nati per Leggere, quindi con gli esperti della letteratura dell'infanzia, abbiamo oltre 300 titoli di libri di qualità, libri che trattano tematiche della natura ma anche tematiche della famiglia ad ampio raggio, che noi cerchiamo insieme a loro anche di declinare mese per mese, scegliendo anche alcune tematiche. L'ultimo che abbiamo fatto a maggio era proprio tematizzato sui rifiuti e quindi sull'inquinamento, e quindi come noi tutti possiamo dare una mano a noi stessi anche, proprio non solo all'ambiente, per poter fronteggiare queste minacce che in ambiente marino sono sempre più presenti. Mentre in aprile, per esempio, in concomitanza con la Pasqua, abbiamo fatto un simpatico focus sulle uova e quindi sugli organismi marini, ma non solo, che si riproducono tramite le uova, proprio perché dopo questo primo momento importante di lettura condivisa insieme ai bambini e ai genitori, noi ci prendiamo del tempo, li portiamo a visitare il biodiversitario marino con le nostre guide, focalizzandoci mese per mese su una tematica differente, in modo tale che lo sguardo, anche se dello stesso percorso espositivo, è sempre arricchito di stimoli differenti. Ecco, il furgone invece, il furgone a cosa si riferisce? Abbiamo visto nelle immagini questo furgone coloratissimo. Anche questa è una bella collaborazione che è nata perché i nostri sono progetti di rete. Senza la rete noi non vivremmo, non andremmo da nessuna parte. C'è stato questo incontro con Giorgio Cescuti della libreria gratuita Libri Belli, che mi ha proposto appunto questo furgone per andare in giro a leggere ai bambini, per utilizzarlo così anche per il dono del libro, perché essendo una libreria gratuita dove non si compra e non si vende, il furgoncino porta in giro regali ai bambini. Certo. Però poi è cresciuta questa cosa, perché Giorgio ha frequentato un nostro corso di formazione e il drago, questo drago e questo furgoncino si chiama Drago Zio Gio, è diventato, oltre che continuare a girare come libreria gratuita su ruote, è diventato anche un presidio Nati per Leggere su ruote, perché c'è stato una bellissima, diciamo, ha avuto un grandissimo successo questa proposta di Giorgio di festeggiare il compleanno della libreria Libri Belli donando dei libri, ma dei libri selezionati da Nati per Leggere, non quelli che sono in casa, magari che si regalano così, magari perché non se li usa più, ma libri nuovi in libreria, acquistati in libreria per questo progetto. Insomma. E adesso la libreria conta più di 300 libri nel piccolo spazio del furgoncino, e noi giriamo finalmente leggeri, perché una volta ci portavamo delle borse piene di libri, adesso invece abbiamo il nostro mezzo, che ormai è nostro, non è solo di Giorgio, con cui appunto possiamo andare in giro e i bambini possono leggere sia autonomamente, sia noi li possiamo usare per letture collettive. E chissà, magari un domani diventerà anche proprio una biblioteca, perché adesso è soltanto, diciamo, per l'utilizzo sul posto, non per il prestito, ma è chiaro, chissà, potrà anche succedere tra qualcosa. I prossimi progetti, sì, insomma. Esatto. Ho visto che ha portato anche una serie di volantini dal titolo Gli Irrinunciabili. Allora, io ho portato questi perché questo l'ho presentato proprio qui a Tele 4 l'altro anno, perché era appena stato edito, e questo è un altro progetto che sostiene Leggiamo 018. Noi ogni anno, come Nati per Leggere e Friuli Venezia Giulia,
raccogliamo le indicazioni dei bibliotecari e dei volontari sui migliori titoli che sono usciti l'anno precedente e l'anno in corso. E ogni anno, grazie anche alla nostra bravissima grafica Francesca Teot, produciamo una locandina che può essere anche appesa nelle case dei bambini, dove noi diamo dei consigli di lettura. In particolare l'anno scorso abbiamo fatto il bis, perché io ho portato quella di 2 anni fa, eccole, quella di 2 anni fa e quella dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto il bis, perché abbiamo fatto questa, che poi l'abbiamo ovviamente condivisa con il Biodiversitario Marino, e i libri di questa bibliografia sono presenti nella Tana del Polpo, e poi ne abbiamo fatta un'altra, la nostra solita annuale, che quindi è una questa dedicata, qui, diciamo, e questa invece sono consigli di vario genere, non soltanto, anzi qui quelli di natura non ci sono perché erano già tutti compresi nell'altra. Quindi... E adesso stiamo lavorando sulla 2023 naturalmente, che speriamo dovremo presentarla alla Summer School di Leggiamo 018, che è un altro progetto di questo grande progetto regionale che ogni anno ci raccoglie gli operatori e i volontari di tutti e 3 i progetti che compongono Leggiamo per una giornata di studio e di approfondimento, a cui sono invitati anche gli amministratori. Diciamo è una bellissima esperienza anche quella. Quest'anno saremo a Spilimbergo il 30 di agosto. Il 30 agosto. Siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda lo chiedo a Giovanna Caputo. Al di là dei progetti di lettura, naturalmente continua l'attività del biodiversitario, fate qualcosa di particolare, avete in programma qualcosa di particolare al di là di quella che è la normale attività? Ecco. Sì, noi diciamo che d'estate ci impegniamo tantissimo per poter raggiungere tutti i bambini che hanno voglia di esplorare quello che è la ricchezza della biodiversità del nostro mare direttamente in acqua, per cui noi facciamo i nostri centri estivi dal lunedì al venerdì, ma poi siamo aperti ad accogliere anche le famiglie che quindi vogliono condividere con i loro bambini queste esplorazioni marine, e quindi al mercoledì pomeriggio, poi ai sabati e alle domeniche siamo aperti con il nostro staff per fare quello che si chiama sea watching, quindi maschera, pinna e boccaglio, e andare a pelo d'acqua a scoprire quali sono gli ambienti, quindi gli ecosistemi che noi proteggiamo, ovviamente con il supporto di esperti, di biologi marini che fanno comprendere quindi l'impegno che c'è quotidiano e che non riguarda solamente i ricercatori ma tutti noi nelle nostre pratiche quotidiane, per cui siamo sempre impegnati, che siano le scolaresche, che sia il pubblico adulto in esplorazioni del mare, ma anche della fascia costiera, perché ovviamente tutto arriva a mare e quindi dobbiamo occuparci anche di quello che c'è sulla terraferma. Per sensibilizzare sempre più, insomma, le nuove generazioni. Allora grazie a Antonella Farina, grazie a Giovanna Caputo per essere stata con noi oggi, e vi invito a tornare a trovarci presto qui a Trieste in diretta. Grazie a voi. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Rieccoci in diretta, bentornati. Allora vi presento subito gli ospiti di questa seconda parte di Trieste in diretta. Sono Andrea Biviano e Marco Frailis, entrambi ricercatori dell'Osservatorio Astronomico che fa parte dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buonasera entrambi. Buonasera. Grazie di essere qui. Allora, il titolo, diciamo così, di questa parte della trasmissione è il seguente: tutto pronto per il lancio del satellite Euclid, quindi parliamo del prossimo lancio di un satellite. Allora, chi vuole cominciare raccontando ai nostri telespettatori di che cosa si tratta? Allora, comincia Andrea Biviano. Euclid è una missione, un telescopio spaziale che è una missione che stiamo preparando da tantissimi anni, come di solito succede con le missioni spaziali,
E finalmente siamo arrivati a ridosso del lancio, che avverrà, la conferma l'abbiamo avuto stamattina, il sabato 1 luglio. Sabato 1 luglio, quindi abbiamo una data. Abbiamo una data, sabato 1 luglio pomeriggio, e l'Osservatorio Astronomico organizzerà anche un evento presso la sede. Euclide è un satellite che viene mandato molto lontano dalla Terra, lì dove si trova anche il famoso JWST, il James Webb Space Telescope, per osservare una grande parte dell'universo, 15.000 gradi quadrati, che praticamente sono 1/3 di tutto il cielo che possiamo osservare, e per scoprire i misteri che noi chiamiamo dell'universo oscuro, cioè della dark matter e della dark energy. E tutto questo per fare questo è proprio necessario andare molto lontano dalla Terra per allontanarci dall'atmosfera e per essere lontani da ogni forma, diciamo, di interferenza luminosa o altro. E la missione durerà circa 7 anni e alla fine della missione dovremo avere capito meglio cosa sono queste cose un po' misteriose che però dominano l'universo dal punto di vista gravitazionale, fino praticamente a occupare il 95% della massa energia di tutto l'universo. Queste le aspettative, insomma, della missione. Nel frattempo abbiamo visto alcune immagini, quindi proprio dal punto di vista tecnico chiediamo invece a Marco Frailis, proprio tecnicamente, ecco, che cosa abbiamo visto in queste immagini? Avete visto il telescopio completo con i pannelli fotovoltaici, lo schermo solare, per evitare che appunto i raggi del sole entrino nel telescopio, quindi perché dobbiamo osservare in direzione opposta rispetto al sole. Poi c'è la parte, diciamo, sotto è il service module, dove potete vedere anche l'antenna con cui comunicherà con le stazioni a terra per inviare i dati e per ricevere telecomandi. Poi c'è quel cilindro che è la parte proprio di telescopio vera e propria. In cima, diciamo, troverete il primary mirror di 1,2 metri, poi all'interno contiene 2 strumenti, il visible imager che osserverà appunto nel visibile, e il near infrared spectrometer e photometer che invece osserverà il medesimo cielo nel vicino infrarosso. Quindi lo scopo di questi 2 strumenti è prendere una serie di misurazioni di circa 1,5 miliardi di galassie, in cui dovranno misurare nel visibile la forma delle galassie, mentre il canale infrarosso verrà utilizzato per misurare la distanza di queste galassie. Ecco, quindi tutto questo conterrà tutta questa strumentazione, no? È composto da più strumenti, quindi capiamo ogni strumento ha la sua funzione, chiaramente, no? Certo. Anche per far durare così a lungo la missione, perché appunto ci parlava di 7 anni, no? Per ottenere dei dati. Insomma. Ovviamente la prima parte sarà dedicata alla calibrazione dello strumento, a verificare che tutto funziona in ordine, ma già i primi dati inizieremo a prenderli già dopo 3 mesi primi dati scientifici, diciamo, dal lancio, quindi ci aspettiamo di avere un bel lavoro da fare, specie nel cercare inizialmente di vedere come sono fatti questi dati. Ovviamente tutto quanto viene preparato a terra con delle simulazioni fatte al calcolatore che cercano di riprodurre esattamente le immagini che vedremo e che cercano appunto di vedere come potremo estrarre queste immagini dai dati. Cosa conteranno questi dati? Alla fine questo 1 miliardo di galassie, per cui avremo tutte le loro forme, le loro morfologie, sarà necessario per fare uno studio di come è distribuita la materia all'interno dell'universo e anche in funzione del tempo, perché come probabilmente molti dei nostri spettatori sanno, andando a guardare lontano
nell'universo si guarda anche indietro nel tempo, perché la luce mette un certo tempo per arrivare a noi. È vero. E quindi cercando di vedere come possiamo vedere la distribuzione della materia non solo quella visibile ma anche quella oscura, grazie a un fenomeno che si chiama lensing gravitazionale, lente gravitazionale, gravitational lensing, che praticamente è stato predetto da Einstein della teoria della relatività, è stato confermato in molte osservazioni, e quello che succede è che le immagini di galassie distanti devono attraversare la massa che sta fra loro e noi, e questa massa funziona un po' come una lente e quindi cambia la traiettoria di questi raggi di luce, distorcendo l'immagine delle galassie che stanno dietro. In base a questo fenomeno noi possiamo capire quanto è grande questa lente, quanto focalizza e quindi quanta massa c'è. E quindi se riusciamo a capire quanta massa c'è nei vari istanti di tempo, riusciamo un po' a capire come è fatto questo universo e come evolve. E questo ci pone dei vincoli sulla natura di questa energia oscura che abbiamo scoperto accelera l'espansione dell'universo. Gli altri 35 milioni di galassie, per cui invece avremo anche le distanze, in termini tecnici in realtà misureremo lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali redshift. Perché si tratterà di una serie di misure proprio vere e proprie, insomma, sono misure spettroscopiche, infatti no? dobbiamo scomporre la luce nei suoi componenti per capire quanto distanti sono queste galassie. Questo ci consente di avere un altro tipo di misura della struttura dell'universo, che è basata proprio sulla forma, sulla distribuzione di queste galassie nell'universo. Assomiglia molto, ma non credo che riusciamo a inquadrarlo, al vostro background laggiù. Ah, ok, quindi è una struttura filamentosa. Anche dietro di voi credo che quello voleva suggerire un pochino il mare, no? Era questo. Però diciamo che potrà assomigliare a quello che andrete a misurare, insomma, sì, in realtà per certi versi non siamo molto distanti, perché queste certe cose, certe immagini del mare vengono proprio da un effetto di lente, che non è lente gravitazionale, ma assomiglia. È chiaro. Allora, quanto tempo ci vuole per organizzare, preparare una missione del genere? Perché la partenza, l'abbiamo detto adesso, proprio la notizia dell'ultima ora, partirà, cioè è prevista per il 1° luglio, no? Però c'è un lavoro enorme, un lavoro di precedente, di anni, certo. E poi sarà anche molto lunga la missione, chiaramente, certo, come dicevamo prima. È iniziata circa col nome Euclid, la missione nel 2008 circa, e l'approvazione poi della missione è avvenuta nel 2012 da parte dell'ESA, quindi è considerata da parte dell'ESA una missione di media dimensione del cosiddetto programma Cosmic Vision 2015-2025 dell'ESA. E io sono entrato nel progetto a fine 2011 e diciamo come ricercatore informatico ho lavorato al segmento di terra. Ovviamente in parallelo un team diciamo l'Euclid Consortium si è occupato dell'integrazione, della costruzione e dell'integrazione dei due strumenti, oltre a poi eseguirne i test a terra per cercare di caratterizzare nel maggior dettaglio possibile la risposta dei due strumenti, che non è mai ideale. Quindi da un lato devono verificare come differisce la risposta dei singoli pixel di tutti i detector di cui sono composti gli strumenti, caratterizzarli in maniera precisa, e in parallelo diciamo, il cosiddetto segmento di terra scientifico si è occupato di sviluppare i software che andranno ad analizzare questi dati per ricavarne i risultati scientifici. Quindi diciamo, ci sono voluti tanti anni, a partire dal 2018 fino ad ora, e non abbiamo finito, però abbiamo preparato il software, diciamo, che dovrebbe iniziare poi l'analisi, e poi scopriremo con i dati veri, perché fino ad ora abbiamo testato con simulazioni, come riusciamo a
pulire, diciamo, i dati e a renderli, diciamo, ottenere i risultati migliori per gli scopi scientifici della missione. Quindi metterà alla prova anche lo strumento stesso, no? Certo, proprio, certo. Quindi, e poi ci vorrà ulteriore tempo, immagino, per analizzare tutti i dati, per dare così una organicità, insomma, sì. quello che avrà raccolto questo satellite, immaginiamo. Leggo che è il primo satellite a carattere scientifico che verrà lanciato con il vettore Falcon 9 della SpaceX. Spiegateci bene di che cosa si tratta. È una di quelle storie che hanno a che fare purtroppo col momento terribile che viviamo, perché quando ci si mettono in mezzo alle guerre tutto va un po' così ridefinito. Dovevamo lanciarlo con un razzo russo. La collaborazione è veramente saltata e c'è stato proprio l'anno scorso, eravamo a un consorzio, al meeting del consorzio a Oslo, e c'era un po' il panico che serpeggiava, come faremo a lanciare questo? Alla fine, per fortuna... la guerra chiaramente ha bloccato tutto, no? Sì. Purtroppo anche le collaborazioni, ancora all'International Space Station c'è una collaborazione in atto per questioni proprio di sopravvivenza, immagino, certo. Ma tutto quanto, per cui sostanzialmente si è dovuto cambiare. E devo dire che è stata un'impresa da parte di tutti quelli che sono coinvolti, in particolare il personale dell'Agenzia Spaziale Europea, riuscire appunto a fare in modo di lanciarlo con un vettore privato, ed è la prima volta che questo si fa, e SpaceX ha un ottimo rate, un ottimo tasso di successi nei lanci, quindi speriamo che vada tutto bene. Non siamo superstizioni, ma incrociamo le dita lo stesso. Immaginiamo, insomma, da scienziati non siate particolarmente superstiziosi, però insomma, non costa niente, no? Incrociare le dita, perché prima fuori onda ci raccontavano i nostri ospiti alle rispettive formazioni. Vogliamo raccontarlo anche un pochino ai nostri telespettatori. Allora, Andrea Biviano più di carattere scientifico, mentre più di carattere tecnico per quanto riguarda Marco Frailis, è così in soldoni, diciamo. È così sicuramente, anche se ovviamente entrambi dobbiamo capire almeno una parte, perché c'è una collaborazione molto stretta che coinvolge appunto ingegneri informatici e scienziati. E il mio ruolo particolare riguarda un aspetto della missione che sono gli ammassi di galassie, che è un campo in cui Trieste in particolare è molto molto forte. E quindi ho coordinato per vari anni un gruppo che ha sviluppato degli algoritmi per poi utilizzare questi dati per sfruttamento scientifico. Le ammassi di galassie sono le strutture gravitazionalmente legate più grandi dell'universo, e quindi, essendo oggetti molto rari, ci raccontano un po' come dire, se voi vedete un elefante rosa, è chiaro che c'è qualcosa di interessante. Trovare questi ammassi di galassie molto massivi, molto grossi, è un modo per studiare l'evoluzione dell'universo. E a Trieste, dal punto di vista scientifico, è anche moltissimo impegnato in quello che riguarda la parte spettroscopica di cui dicevamo, cioè lo studio di quei 35 milioni di galassie, per cui avremo anche le distanze, perché questo descrive tutta la struttura a grande scala dell'universo, e questo appunto è uno dei quelli che si chiamano i primary problem, non mi viene in italiano, gli indicatori principali dello stato cosmologico del nostro universo. Dell'universo, mentre appunto la formazione più tecnica, io sono informatica. Informatico, ho lavorato all'Università di Udine, ho fatto il dottorato sempre in informatica. A Udine, durante già il dottorato, ero stato coinvolto in un altro software di Terra per il satellite Fermi, e poi, diciamo, ho trovato come dire, sbocco qua a Trieste per il satellite di un nuovo telescopio spaziale Planck, che era stato lanciato nel 2009, che ormai ha concluso, diciamo, da tempo la sua missione,
E quindi gradualmente, appunto già nel 2011 sono passato al progetto Euclid. Io come informatico mi sono occupato proprio del software, prima del software che elaborava la telemetria grezza del satellite Planck per renderla più semplice da analizzare, e qui sono partito per Euclid sempre dal livello 1 e poi man mano ho avuto poi la responsabilità del data center italiano della missione. La missione è, come dire, volevo anche un po' evidenziare il ruolo che ha l'osservatorio qua a Trieste per questa missione. Cosa che ci interessa particolarmente, no? Esatto, perché allora, a volte insomma non siamo buoni profeti in patria, no? È bene valorizzare insomma questa triestinità di questo l'elemento triestino di tutto questo progetto. Certo, che è molto importante, proprio dall'esperienza come Data Processing Center del progetto Planck. Abbiamo ottenuto come osservatorio la responsabilità di tutto il segmento di terra di tutta la missione. Andrea Zacchei è il manager all'osservatorio e quindi il segmento di terra è composto da 9 data center, 8 in Europa, 1 negli Stati Uniti, quindi per fornire non solo risorse di calcolo e di archiviazione per la grande quantità di dati prodotti da questo satellite, ma anche per sviluppare e integrare il software di analisi. Sempre a Trieste abbiamo il coordinamento del data center italiano in cui contribuiamo allo sviluppo e all'integrazione di una grossa parte del software di terra della missione. E inoltre sempre a Trieste abbiamo il coordinamento dei team, degli strumenti che devono operarli e verificare che siano sempre efficienti. Ecco, quindi in collaborazione con l'Università di Trieste abbiamo Anna Gregorio e in osservatorio Enrico Ormelli che si occupano appunto del coordinamento dei due team che sono sempre distribuiti in Europa e negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti. Certo. Fisicamente il satellite si trova negli Stati Uniti, però partirà da là, certo, no? partirà da Cape Canaveral in Florida. E se vogliamo un po', ne descriveva il mio collega la sequenza temporale, sì. Come detto ci impiegherà circa 4 settimane per arrivare nel cosiddetto punto Lagrangiano secondo a 1,5 milioni di chilometri. Nel frattempo 1,5 milioni di chilometri, sì, fa impressione sì. a noi profani. La Luna è 380.000, quindi va ben infatti, più in là. Un bel po' più in là. Sì. E nel frattempo verrà raffreddato nelle prime 2 settimane, verrà portato a una temperatura di circa 85 Kelvin, per poi dopo arrivare finalmente in L2. Lì per 2 mesi, a partire da agosto, saremo tutti impegnati ad analizzare i dati che servono per capire le performance scientifiche dello strumento, perché è vero che sono state stimate coi test a terra, ma non tutti i test a terra potevano riprodurre quello che vedrà in cielo, e quindi useremo delle osservazioni particolari proprio per caratterizzare nei dettagli la risposta dello strumento, e dopo 2 mesi finalmente inizieremo la vera diciamo scansione scientifica del cielo. Del cielo, quindi ma molto molto lontano rispetto proprio alla Terra. Leggo sempre che si tratta di una delle missioni più ambiziose mai realizzate dall'Agenzia Spaziale Europea, confermate insomma. È una... Sì, tutto nasce dal fatto che per cercare di capire questa io dico sempre, agli astronomi piace in realtà brancolare nel buio, no? Dico, la polizia agli astronomi piace, no? Perché si vede il cielo notturno, eccetera, però in realtà al di là del buio che ci piace c'è anche tutto questo buio dell'energia, della materia che non riusciamo a capire ancora che cos'è, che la materia oscura. Io spesso faccio questo racconto, no? Dico, siamo in un aeroporto, a un certo punto tutte le luci vanno via, io ho il mio zaino, e a un certo punto lo zaino diventa più pesante perché qualcuno mi ha messo qualcosa sullo zaino. Questa è la materia oscura che in qualche modo appesantisce ma non la vediamo.
L'energia oscura invece assomiglia più al tapis roulant dell'aeroporto. A un certo punto io cammino, ma sempre nel buio, e mi ritrovo su un tapis roulant che mi spinge avanti. Ma non so subito di che cosa si tratti, no? Non so perché cos'è, sto andando più veloce. E questo è quello che abbiamo scoperto come astrofisici. La materia oscura oramai quasi da un secolo è intorno a noi, diciamo, come scoperta, e c'è una grossissima collaborazione con i fisici delle particelle. Al contempo, una 25 anni fa, si è scoperto che c'è questa energia oscura che ha l'effetto opposto, ha l'effetto di espandere l'universo ma in modo accelerato. Capire queste cose qua richiede una precisione che non è mai stata raggiunta dagli strumenti, soprattutto richiede una precisione che da terra non è possibile raggiungere, per questo dobbiamo lanciare il satellite nello spazio. E per questo così lontano? Cioè, anche per questo così lontano, e c'è una sinergia comunque con dei telescopi a terra che ci forniranno dei dati che saranno in qualche modo accoppiati ai dati del telescopio. Tenga presente che stiamo parlando di 200 e passa istituti coinvolti in tutto il mondo, soprattutto europei, ma ci sono coinvolti anche Stati Uniti, Canada e Giappone, e qualcosa come 2000 fra ingegneri e scienziati. Quindi è veramente uno di quei progetti che magari nei tempi antichi avrebbero creato una grande cattedrale, oggi invece creiamo queste cose qua. Questa ricerca nell'ignoto, qual è, appunto, a proposito di ricerca nell'ignoto, di quello che si conosce magari poco e male da terra, qual è l'incognita che vi preoccupa di più dal vostro punto di vista? Quali sono le incognite che vi impensieriscono? Dicono, se succede questo, se non riusciamo a fare quest'altro, insomma. Sono tipicamente quello che noi chiamiamo le sistematiche. Cosa sono le sistematiche? Noi riusciamo, sono sostanzialmente delle fonti di errore che a priori uno cerca di prevedere ma non è in grado necessariamente di prevedere. E quindi tutte le cose che possono scaturire da queste sistematiche, che possono essere di vario tipo. E l'altra cosa ovviamente invece è tutta la parte strumentale che potrebbe, diciamo, se tutto va bene, se qualcosa non va bene, penso che soprattutto gli ingegneri software dovranno inventarsi qualcosa per far funzionare delle cose in modo differente. Sì, no, diciamo, da remoto, diciamo. Un primo problema è la quantità di dati che vengono prodotti da questa missione. Come diceva il mio collega, non ci sono solo i dati dei due strumenti, il satellite produrrà circa, forse l'ho già detto, 100 gigabyte al giorno di dati, ma abbiamo anche dati da prendere da 6 telescopi a terra che osserveranno le stesse regioni di cielo, e quindi durante tutti i 6 anni di missione, alla fine la missione produrrà tra i 20 e i 30 petabyte, che tradotto un po' più sono equivalenti, cioè tra i 20 milioni di gigabyte e i 30 milioni di gigabyte. Quindi una mole impressionante. Una quantità di memoria impressionante, quindi anche quando come segmento di terra abbiamo dovuto decidere come creare l'infrastruttura per riuscire a elaborare questi dati e a preservarli, abbiamo appunto individuato come paradigma quello di dividere i dati tra i vari data center che collaborano, ma anche l'elaborazione dei dati, quindi facciamo in modo che il software raggiunga i dati dove si trovano, e quindi cerchiamo di dividere il cielo in aree che possiamo elaborare in maniera autonoma in ogni data center. E come diceva il mio collega, l'altro problema sono le non idealità dello strumento, quindi riuscire a correggere o mascherare comportamenti non ideali dell'elettronica e dell'hardware di cui sono fatti gli strumenti, nel caratterizzarli il più possibile. È chiaro. C'è un effetto, per esempio, che si chiama persistenza, che se noi osserviamo sorgenti molto luminose in una data immagine, il loro segnale si protrarrà anche nelle immagini successive, anche se non le stiamo più osservando, e quindi dobbiamo trovare il modo di
mascherare o eliminare questi segnali spuri. Questi segnali che potrebbero disturbare in qualche modo la ricerca di quello che volete ottenere. Diceva prima che il mese di agosto sarà impegnativo, quindi per voi comincerà a essere impegnativo perché dovrete seguire giorno per giorno quello che succederà, sarà quello il punto clou in partenza proprio della missione? Diciamo che ci sarà chi è più impegnato e chi è meno impegnato. Ecco. Io non voglio essere così, però diciamo che forse la parte scientifica sarà un po' meno impegnata della parte tecnica, perché verrà un po' dopo, per fortuna i primi dati scientifici verranno un po' dopo. La prima parte, il primo mese comunque sarà più che altro ingegneristico, no? Perché farà parte saranno gli ingegneri delle industrie che hanno collaborato alla costruzione del satellite a monitorare che tutto vada bene, no? Poi un mesetto ci vuole perché il telescopio arrivi nel punto famoso lagrangiano L2 e dopo inizierà proprio la fase di verifica del funzionamento di tutti gli strumenti e speriamo che tutto vada in ordine, anche perché una volta che il telescopio è laggiù non è che mandiamo degli astronauti a correggere nulla. È abbastanza improbabile, quindi bisogna essere bravi fin dall'inizio, diciamo. Questo richiede anche un tempo enorme di preparazione. Ci sono dei test a terra che non finiscono mai. Il 1° luglio quindi partenza da Cape Canaveral, dagli Stati Uniti, dalla Florida, da dove partono di solito anche nell'immaginario così le varie missioni spaziali e poi tutto questo tragitto, questo percorso che naturalmente porterà questo satellite davvero lontano dalla nostra Terra per studiare l'universo e le tante galassie, no? Ricordiamo questi numeri così alti di galassie che avete ricordato prima, che fanno venire un po' il giramento di testa, no? In qualche modo. Quindi i primi risultati li avrete quindi in là con i mesi, immaginiamo. Diciamo che in realtà si pensa di avere i primi risultati ovviamente esiste un consorzio che ha investito energia e tempo, quindi per un certo periodo questi dati saranno privati del consorzio e poi però verranno resi pubblici a tutta la comunità scientifica, perché questo poi alla fine è lo scopo della scienza, no? Collaborare e rendere tutto disponibile a tutti, ma diciamo che i primi risultati scientifici si potrebbero già avere a fine anno in realtà. A fine anno, almeno la prima ottimista, no? Forse un po' ottimista. Allora, formalmente noi avremo 3 data release principali ogni 2 anni sostanzialmente, quindi osserveremo i primi 5.000 gradi quadrati, lavoreremo, se ricordo bene, 2 mesi per riuscire a processare completamente questi dati. Prima faremo ovviamente l'analisi dei dati che riceviamo man mano, ci saranno diverse iterazioni col team scientifico per valutare la qualità dei dati, quindi prima di darli alla comunità scientifica faremo tante analisi, tante verifiche e quindi, come ho detto, ogni 2 anni, quindi nel 2025 ci sarà la prima release al pubblico, alla comunità scientifica al di fuori di Euclid della collaborazione Euclid dei dati, e poi dopo ogni 2 anni. Ogni 2 anni. Però allora noi siamo a Trieste. Esatto. C'è il data center, quindi avremo una prima assolutamente sì, prima, quindi io in realtà mi aspetto che ci sia una grandissima attività scientifica, se non appunto a fine anno e i primi mesi dell'anno prossimo, a cercare di capire questi dati, anche se non ci saranno proprio i risultati finali, già si capirà di che qualità sono questi dati e dove si potrà arrivare. E sostanzialmente il mio collega ha ragione nel fatto che cercheremo di pubblicare, ovviamente ci saranno pubblicazioni sempre all'interno della collaborazione. Volevo anche menzionare non solo l'Università di Trieste ma anche la SISSA, è coinvolta come gruppo proprio nella valutazione dei risultati scientifici, nel loro confronto con modelli teorici, quindi è un team
diciamo, che aiuterà a proprio estrarre la scienza dai dati della missione. Allora tornerete a trovarci, insomma, per aggiornarci sull'andamento della missione. Grazie a entrambi i miei ospiti, buon lavoro e ci vediamo spero presto, insomma, con i risultati del proseguo della missione. Grazie molte anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.